Ciao imbruttiti, oggi siamo a Gran Torto in provincia di Padova e ho scovato un personaggio che rappresenta il perfetto mix tra tradizione e futuro. Lui ha voluto lanciare un forte messaggio di impatto sociale alla sua comunità, andiamo a vedere. Siamo qui con Luciano Gavin, sindaco di Gran Torto. Lui fa delle cose assolutamente meravigliose, andiamo a vedere di cosa si tratta. In realtà il nome Gran Torto deriva perché se grugno tortum, quindi se la stortura del fiume Brenta. Sì, io so. Ma sì, assolutamente. Qua ha interi scaffali delle storie locali. Il comune di Gran Torto che era stato uno dei primi comuni per il riconoscimento del Veneto come minoranza nazionale. Ciò che è accaduto negli anni 50, in quel periodo l'ASE sta riconosciuto al Sud Tirolo delle specificità proprio con questi presupposti. Cognomi e mestieri del Veneto spiega come tantissimi cognomi veneti Sì. deriva dal lavoro che faceva tipo Marangon, Botaro, Fornasiero, Fornaro. Prima domenica di giugno, ogni anno, vi ho fatto una festa, siamo ai lavori di una volta, che fa vedere tutta una serie di lavorazioni, l'impagliatura dei sedi, piuttosto che la fienazione, la trebbiatura, ecco. E voi a firma che metto, che faccio l'autografo. Cos'è che dopo mi guarda la finanza qua? Altro che auto blu, solo bianche e personali. Questo è il comune degli eventi. Itegavi sta il 15 di agosto. Sì, A petto nudo in canottiera, a mettere zoppanche. Vero. Il 15 di agosto le persone che sei a casa e che vede tutti gli altri che si diverte e pensa di essere il più sfigai del mondo. E invece va a Gran Torto. Portiamo a Gran Esatto. Una persona che non c'è più gli ha detto una cosa veramente bella, che bravi, stitosi, che gli pensa anche a noi altri, e questa è una cosa veramente incredibile. Queste sono le nostre scuole, guarda che bella scuola come che abbiamo colorare, guarda che spettacolo. Questo è stato un concorso per idee che abbiamo fatto, votato dai ragazzi, sottoposto all'attenzione nostra, mastico, campi che sono stati tutti e due rifatti. E la cosa bella è che qua a Gran Torto c'è un messaggio particolare che facciamo passare. Tutti quanti i gruppi sportivi che hanno da partecipare e collaborare. I ragazzi che tirano via tutto il manto vecchio e noi altri siamo riusciti a fornirti il nuovo tappeto. Una cosa di questo genere fa risparmiare i soldi all'amministrazione, alla collettività e nel contempo dà valore a quello che fa i gruppi sportivi. Abbiamo preso un contributo dalla regione e siamo riusciti a fare il campo polivalente, eccolo qua, pallavolo pallacanestro esterno, perché abbiamo fatto un investimento grosso alcuni anni fa per anticipare il patto di stabilità, quindi riuscire a utilizzare i soldi nostri e portarli in detrazione. Abbiamo realizzato 250 kW di produzione di energia. Quindi pensa che spettacolo. Una chicca, c'è questo il campo da hockey. Abbiamo realizzato questo impianto attraverso un contributo della federazione. Noi abbiamo anticipato i soldi, quelli famosi del mutuo, che abbiamo scaricato e portato in detrazione sul patto di stabilità. In realtà adesso la federazione ci dà anno dopo anno un contributo che ci copre la realizzazione dell'impianto. Quindi come vedi usare cervello, testa, capacità e professionalità tante volte serve, però si presta anche per fare iniziative. E al sindaco piacciono tanto le iniziative. E al sindaco e anche alla giunta comunale, a tutta l'amministrazione comunale piace tanto che i ragazzi si sfogano e fanno le feste. E fa festone, piace far festone. Esatto. Fare il spettacolo. Struttura ovviamente con un'unica falda, vedete perché? Perché è tutta con pannelli solari. Quindi qua avete costruito una cosa per i giovani per fare gli eventi, questa? Esattamente, per riuscire a tenere qua i nostri giovani. Anche a me voglio un sindaco come te. E cosa famo? Meclonito. I soldi stipendio che prendi, sì, esatto. li spendi per fare la cena con annuale dipendenti. 4.800 abitanti, esatto. Ma festaioli e concreti. Perché Filoi era il posto per l'eccellenza dove si ritrovava le persone nostre contadine venete. Tosi, guarda qua cosa che ha fatto sto matto. Qua dentro c'è tutta la storia di Gran Torto. La storia di Gran Torto, per capito. Ma pure con i nomi. Ecco, per esempio questa è una foto di classe. E cosa che ha fatto il sindaco? Che ha detto, aspetta, perché queste, chi esiste qua? Che facevo come figurine panini, o come vedi qua, vedete, con le sagome, quindi questo è il numero uno è il prete,
E allora con l'1 li si va a vedere Don Matteo Venzo. L'abbiamo consegnato gratuitamente a tutte le famiglie del paese. Cioè voi avete fatto sta cosa per mantenere ancora vivo l'orgoglio di essere Gran Tortani. Certo, il mio comune non applica l'addizionale IRPEF. È difficilissimo perché farci mancare 360.000 euro, ragazzi, è una cosa folle. Porterei a casa dei soldi, ma non riuscirei a dare quel segnale importante, perché magari quei soldi li spenderei per opere pubbliche, ma in qualche modo, hai visto, siamo riusciti a farne tantissime di opere pubbliche. Lo stesso. A voi altri sì, anche senza le autovelox. Siamo anche senza l'autovelox. Proprio sfigà a morte. Esatto, perché quando noi mettiamo a disposizione delle strutture comunitarie ai giovani di 18 anni, gli diciamo guarda che questa è la tua opportunità, diciamo guarda che qui ti stai costruendo una figura da leader, perché sei tu che proponi questa manifestazione, questa iniziativa, tu pensa cosa diamo ai giovani, gli mettiamo in mano delle opportunità, e perché loro stessi saranno i primi che si rendono conto che sono in grado, perché i nostri giovani sono in grado di produrre, diamogli l'opportunità, e qui a Gran Torto questa opportunità c'è.